Il GIP Luisa Turco ha ordinato l'acquisizione di una parte del diario clinico non presente nel fascicolo dal quale si potranno ricostruire gli ultimi giorni di vita di Loredana Guida, la giornalista e insegnante di 44 anni deceduta il 28 gennaio dell'anno scorso per una malaria non diagnosticata. Prima udienza in aula dei due procedimenti penali sul caso giudiziario legato al decesso della donna. Il PM, Elina Manno, ha chiesto l'archiviazione per i paramedici che intervennero il giorno del suo ingresso al pronto soccorso del San Giovanni di Dio e per due sanitari che operarono sulla paziente quando le sue condizioni erano ormai critiche. Il difensore dei familiari della giornalista e insegnante, l'avvocato Daniela Posante, si oppone alla chiusura del caso. Si torna in aula il 28 giugno. Poi, davanti al GUP Stefano Zammuto, è in programma l'udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di Gioacchino Brucculeri, 69 anni, medico in servizio alla Guardia Medica, Maurilio Castelli, sanitario in servizio al pronto soccorso, e Francesco Sciortino, medico curante della donna. A Castelli in particolare si contesta di non aver sottoposto la paziente a un'accurata anamnesi e soprattutto di non aver eseguito un test rapido per la malaria nonostante Loredana Guida, sostiene l'accusa, avesse detto in fase di triage di essere stata in Africa. Sciortino invece, pur sapendo del viaggio in Nigeria, le avrebbe prescritto la terapia per l'influenza. Brucculeri infine, a seguito del suo accesso in guardia medica il 19 gennaio, avrebbe omesso di effettuare ogni ulteriore approfondimento, nonché omesso di indirizzare la paziente verso un'adeguata struttura di emergenza nonostante le condizioni critiche. I familiari si costituiranno parte civile.